La Biblioteca Guarneriana è una delle più antiche istituzioni di pubblica lettura in Italia, la prima senz'altro della nostra regione. Fu fondata nel 1466 da Guarnerio d'Artegna, da cui il nome Guarneriana, perché, scrisse il Guarnerio stesso nel suo testamento, ciascuno possa leggere e di studiare. Quindi attraverso questo atto testamentario proprio aprì una vera e propria biblioteca pubblica. I codici più prestigiosi sono diversi, io direi di partire dalla Bibbia bizantina, cosiddetta appunto dalle caratteristiche formali, artistiche delle sue miniature, e secondo le testimonianze, secondo le idee di alcuni recentissimi studiosi di fama internazionale, dovrebbe essere il primo codice liturgico della prima cattedrale cristiana di Gerusalemme. Arrivò da Gerusalemme a Roma attraverso vie che non conosciamo ancora del tutto, e da Roma a San Daniele attraverso appunto il Guarnerio d'Artegna stesso, l'aveva ricevuta in dono dal Cardinal Pancera. Un altro codice molto importante è il Dante della Guarneriana. Si tratta dell'Inferno della Divina Commedia, riprodotto su pergamena alla fine del Trecento da Bartolomeo Fruosino, ecco, un artista fiorentino. Il nostro codice risale alla fine del Trecento ed è confratello del primo codice in assoluto di Dante che si conosca e che risale al 1322 ed è conservato nella Biblioteca Colombina di Siviglia.